questo video non esca mai. E Wagyu! Ciao! Bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video, oggi un video speciale. Andremo a ricreare i migliori gol di Elif Elmas. No, è il miglior amico di Super Allan. Vai, hai ragione. Migliore amico mio perché come sapete mi ha bloccato, quindi sì, mi ha bloccato su Instagram. Nei commenti sblocca Super Allan e quindi ragazzi mi è nata questa simpatia nei confronti di Elif che tra l'altro quest'anno sta facendo anche tanti gol. Bel campionato, dai. Oggi come vedete non sono solo, sono con tutti i tifosi del Napoli! E c'è un tifoso in più. Salvatore, un grande tifoso del Napoli. Due tifosi in più, c'è anche Cerro. Anche io. Per una causa speciale siamo qui oggi. Sì, perché oggi il tifo lo dobbiamo fare per Salvatore, perché Salvatore vuole giocare a calcio. Noi dobbiamo dare questa possibilità permettendo di operarsi alla gamba, perché purtroppo Salvatore ha un problema alla gamba. Servono 60.000 euro ragazzi, senza fare tanti giri di parole. Però ce la stiamo facendo piano piano con una raccolta fondi su GoFundMe. Piccolo contributo di tutti. Trovate il link in descrizione, mi raccomando. Esattamente, siamo già a 12.000 euro, arriveremo a 60.000 e esaudiremo il sogno di Salvatore che già oggi è stato qui e si è divertito. Però dobbiamo puntare sempre in alto, dobbiamo stare... Forza, dai, Salvatore, ci riusciremo, dai. Prima di cominciare, ovviamente lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Vi iscrivete al canale di Iscrivetevi al canale di Chef Franco. Iscrivetevi al canale, donate sul GoFundMe di Salvatore, mi raccomando. Allora, li ho scelti non troppo difficili. Il primo è questo qui. Questo è quello contro l'Udinese. Bello, Sì, bello. il gol contro l'Udinese, quindi palla di Anghissà da centrocampo, lui si smarca una volta e anche la sola, Esatto. Posso dire questo giochetto di sola non per qualcosa, ma l'ha inventato Simone Grispo. Perfetto. Quindi te lo prendi tu questo. Perfetto. Te lo prendi tu. Poi adesso replichiamo il primo gol, quello contro l'Udinese. Bello, te la sei sentita subito perché è proprio il tuo giochetto. perché però. mi piace, capito? Rientra col sinistro su la punta, vai. Bello. C'ho anche i difensori per te, Ovviamente ne andranno tutti quanti a vuoto. Il primo difensore è proprio lui, l'altro invece è Enzo che sta arrivando. Andiamo. Enzo! Io nell'occasione faccio Anghissà, te la passo io. Vai. Centrocampo recupera il pallone. Oh, traversa. Bello però, ci siamo. Sì! Come sulta? Aspetta. Mi pare così oppure così. Tra poco esulterà così per me. Oh, l'ha detto, lo vogliamo, Elif, mi raccomando. Dai. Poi abbiamo quest'altro gol, lo ha segnato contro l'Atalanta. Bellissimo. Bello. Lo ricorderete. Osimhen che va via al difensore. Vittoria. Bergamaschi, Finta di corpo, sinistro e golasso di Elif Elmas. Questo bello. Chi lo fa? L'altra volta lui. No, sei tutto quanti strada. Quindi è Crispo ricrea i migliori gol di Questo Elif. Crispo contro Elmas. Questo è di sinistro però. Tu sai tirare di sinistro. Ma secondo me questo per l'importanza anche della partita. Lo faccio io. Lo fa Chef Franco. Me lo prendo io. Arrivederci. Wagyu, adesso tocca proprio a me, devo replicare il gol che ha fatto Elmas contro l'Atalanta. Sta già posizionato Enzo, che sarebbe Anghissà. Frank. Abbiamo il difensore su Osimhen. Andrea sarà il difensore che butterà la palla dentro perché è stata un po' deviata. Il problema è che un'altra volta di sinistro. Ma sei oggi sicuro tutte che le è di challenge- sinistro il piede? Ed è pure il piede. Vai! L'ho presa. Ma non può essere così. Spero che questo video non esca mai. Ragazzi, con me forza Mirko, che è stremato dalla fatica che gli facciamo fare. Osimhen va via, mette in mezzo il pallone, Lozano, Oh, è venuto bene però. Posso dire? È venuto molto bene. Ora ci abbiamo messo io 40 minuti. Ho fatto. Mancava un centimetro, lo stavi prendendo qua. Non so se sei visto. Tu l'hai visto? No. Fate un centimetro e passato qua. Altro gol, questo è meno. Chi tu facci senza guardarlo nemmeno. Che fatto 3 gol chi sta Eccolo, il gol contro la Cremonese. Palla dentro e di controbalzo fa un altro bellissimo gol. Chi lo vuole fare questo qua di controbalzo? Questo è bello. Silvestro. Adesso è il momento di Silvestro Baffo. In pratica da centrocampo ti accentri, vai sul limite dell'area destro. C'è Simone che sarebbe Di Lorenzo, te la mette dentro e tu di controbalzo. Mamma mia. È un grandissimo gol. Mamma mia. Posso dire, tasso tecnico molto elevato. Vai, vediamo. Ok.
Era buono però, è stata una bella azione, a parte che Enzo ha fatto un bastardo perché c'è pisa un gol. Ha fatto bene. Oh, controbalzo però. Riproviamo. Invece porta a spasso il pallone, serve alle sue spalle Di Lorenzo, triangolazione di rigore, lo stesso Elmas, tiro, il 3-0 del Napoli e di Elmas abbronzato. Ragazzi, preso troppo sole, però ragazzi, sta arrivando l'estate. Me lo ricordavo diverso Elmas. Io sono l'Elmas che ti ha sbloccato. Possiamo dire, ma non stai Infatti che Sto per 3. possiamo dire che ci hai messo pochissimo. Due tentativi, veramente. Bravo, si Silvestro. Un applauso! Silvestro fa. Altro gol contro la Juve. 5. Esatto, il quinto gol, palla a centrocampo. No, vai. Perfetto, di sinistro sotto l'incrocio. Ma uno la deve deviare. Esatto, infatti mettiamo qualche difensore che tipo si butta per terra. ok. Voglio questo qua è importantissimo perché il quinto gol che abbiamo fatto contro la Juve al Maradona lo farà Andrea. Juve Te la senti? Juve Perfetto, io farò Di Lorenzo il capitano che gliela passa, lui il primo difensore che va venuto e invece Simone farà il difensore. cerco di deviarla Esatto. in qualche modo. Vai, proviamo. Proviamo. Juve Ho detto vai appunto a Silvestro, no? Mi sta proprio barra io. Sì, se ne fate passare attraverso il pallone. E questi sono i miei ragazzi della YouTuber League, questi sono. Vabbè, ma hai registrato pure 70 video. È quasi impossibile fare questo gol, quindi accontentatevi nel caso in cui dovessimo riuscirci. Prova a fare entrare il pallone in porta. Ha preso la palla di Simone. Ha alzato la camera, ha preso da dietro la palla. Oh, lo stava facendo quasi più bello di Elmas. Però ci stiamo andando vicini, Ma è difficile, è difficile. Prendere il mio posto, ci alterneremo. Enzo. Quindi Juve. Beh, vediamo se ci riesce Enzo Kvaratskhelia. Ci siamo? Vai Enzo. Qui ancora Elif Elmas. 5-1. 5-1. Si mette più forte. Juve. Schifo. Quasi deviato. Se Quasi deviata, Dai, però. deviata, dai, Ha fatto un gol, quindi c'ha le boom maggiori di Più gamer. Scrivetelo nei commenti. E poi c'è l'ultimo che ho deciso di farlo tirare a te, il rigore contro la Sampdoria di destro. Sotto la Te la testa. senti? È difficile, però ci Ce la riusciremo. puoi fare. Ok, dai! Ovviamente ragazzi non tireremo a porta vuota perché abbiamo un grande portiere alle guida. Quindi tireremo a porta vuota. Il grandissimo Dario, il portiere più forte della YouTuber League. Senza dubbio. Vediamo le cose come stanno. Adesso ragazzi, probabilmente il gol più importante di questo video, di questa giornata, quello di Savi che dovrà tirare un rigore contro la Sampdoria. Siamo qui con Savi, Elmas nell'occasione del rigore contro la Sampdoria. Confidiamo tutti quanti in te, vai. Palo, calma. Rimaniamo uniti. Concentrazione. Vieni qua. Alla blindato. Ma che gol ha fatto? Ma non l'ha visto! Elmas si risciuna. Bello, bravo. Ragazzi, mi raccomando, abbiamo lasciato sotto tutti i video di tutti i canali il link per donare. Contiamo nel vostro supporto perché è una causa importantissima, come state vedendo. Siamo stati contenti di regalare questa giornata oggi insieme a tutti quanti, ci siamo divertiti prima noi. Nulla, va giù, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e sempre Forza. Napoli. Ciao! Donate.